Protagonisti di Sardegna, prima puntata, ben trovati a tutti. In questo primo incontro abbiamo deciso di parlare di noi, abbiamo deciso di parlare di Sardegna Live e lo facciamo con Cristina Tangianu, direttrice della testata giornalistica di Sardegna Live. Ben trovata. Ciao Roby, grazie per l'invito, grazie per avermi scelto come primo ospite di questo nuovo format. Facciamo partire subito la nostra clessidra, 30 minuti in compagnia di Cristina Tangianu. Andremo a raccontare quello che è il mondo dell'informazione oggi, protagonisti di Sardegna, un programma che si muove attraverso chi quest'isola la scrive, la racconta, la canta e soprattutto ne approfondisce la sua bellezza. Ma che cosa significa oggi essere la direttrice di una testata giornalistica dove nel 2026 la fruizione appunto delle notizie è del tutto particolare? C'è chi si sofferma per esempio a leggere solo il titolo, chi raramente approfondisce quelli che sono i contenuti, dove la forza la ritrovano i video e le foto. È difficilissimo, devo dire la verità, perché tutto è cambiato e noi dobbiamo essere bravi a studiare il mondo in cui ci troviamo. Per prima cosa studiare quelli che sono i nuovi linguaggi. Noi abbiamo una testata giornalistica, quindi abbiamo un nostro portale e il linguaggio che utilizziamo è il linguaggio classico, quando scriviamo le notizie. Poi ci sono i social, utilizziamo Facebook e là dobbiamo utilizzare un altro linguaggio, su Instagram un altro linguaggio ancora. Questo giusto per far capire un po' come tutto è cambiato e come noi, proprio per quello che dicevi tu prima, le persone comunque vogliono informarsi, però in realtà vogliono informarsi con un linguaggio nuovo e noi dobbiamo essere bravi, e questa è un po' secondo me la sfida oggi del giornalismo, a scegliere quel linguaggio giusto per riuscire sempre a creare quella fiducia tra giornalista, tra testata giornalistica e lettore e poi per cercare di informare al meglio le persone. Il mestiere del giornalista, Enrico Mentana lo definisce una passionaccia, perché ovviamente il giornalista non timbra mai un tesserino, il giornalista lavora 24 ore su 24 e ti chiedo a questo proposito quanto di quelle notizie che poi vengono date ti porti dentro durante la giornata, quanto quelle notizie magari caratterizzano il tuo percorso di vita? Tantissimo, come hai detto tu, chi fa giornalismo secondo me, cioè sono d'accordo anche con Mentana ovviamente, e devi avere una passione immane per questo lavoro, non puoi farlo per soldi, non puoi farlo per qualsiasi altra cosa, devi avere una passione proprio di base perché diventa, così insomma accade a me, un'ossessione in maniera positiva però, perché comunque occupa il tuo tempo tutta la giornata, cioè non ci sono pause, anche quando tu dici, quando cerchi di staccare in realtà poi quelle notizie o magari quella storia che hai raccontato te la porti anche quando magari sei in pausa, un po' perché la racconti, un po' perché appunto ti lascia il segno, sei mosso da una passione enorme che alcune volte è anche difficile da raccontare, ma io spero che questo traspare in tutto quello che poi noi facciamo, dagli articoli, quando scriviamo articoli, quando facciamo i video, quando pubblichiamo veramente anche una semplice storia. Spero che proprio passi il messaggio di quanto noi, tutto ciò che facciamo e tutto ciò che pubblichiamo in realtà è perché appunto c'è di base una passione grandissima. Proprio per Sardegna Live hai curato e condotto un programma dal titolo Scomparsi. Molte volte si approfondisce questo tema quando ci sono delle situazioni di emergenza, situazioni di pericolo, ma che cosa si nasconde dietro gli scomparsi? Si nascondono tantissime storie, accomunate sicuramente da questa resilienza, da questa forza che le persone non sanno neanche di avere nella ricerca di una verità, che purtroppo non sempre arriva. E aver condotto e curato un programma
di questo tipo è stato anche a livello emotivo, non solo professionale, però a livello emotivo è stato veramente molto difficile. Le persone si devono fidare di te, tu entri a casa delle persone, devi veramente costruire un legame perché le persone devono aprirsi, devono capire che si devono fidare, ti raccontano e ti fanno entrare nella loro vita, nella loro storia, nel loro animo. Sicuramente riprenderemo anche un programma di questo tipo perché ce n'è bisogno, perché le persone hanno bisogno di non sentirsi sole, è un po' questo l'obiettivo. E quindi sicuramente ne riparleremo. Tu sei entrata in queste case e hai seguito, presa per mano idealmente, delle tracce dove sono state appunto avvistate per l'ultima volta queste persone. Che cosa ha significato percorrere quella strada e ovviamente in quella strada essere animata dai racconti delle persone, dei familiari? Ripeto, le persone hanno voglia di raccontarsi perché sono alla ricerca di una verità che non sempre arriva perché ci sono corpi che non sono mai stati ritrovati, persone che non sanno neanche se appunto che fine possa aver fatto il parente, il familiare, e c'è sempre questa ricerca, anche andando appunto sul posto, di dire, l'appello è sempre quello: non continuate a cercare, non lasciateci così, e quindi quando si arriva e si ripercorre magari la strada che il familiare ha ripercorso l'ultima volta perché magari c'è stata una segnalazione, si fa un po' un viaggio nella vita, e poi queste persone insomma si ritrovano anche a raccontarti episodi di vita quotidiana, quindi è proprio un viaggio che tu fai con loro, di sentimenti, di rabbia, di domande che appunto rimangono così senza risposta, ed è difficile anche cercare di non entrare in contatto con queste persone. Effettivamente poi tu empatizzi con loro e fai di tutto nel nostro mondo ovviamente, cercando di scrivere, di tenere sempre i riflettori accesi su queste storie, proprio perché vogliamo aiutarli, proprio perché capisci quanto bisogno c'è di una verità. Andiamo avanti nel racconto, sicuramente situazioni che poi si portano dentro, come quella di Beniamino Zuncheddu, un caso che hai trattato in prima persona attraverso la voce, i racconti di Irene Testa. Che cosa ti è rimasto? Quali sensazioni ti sono rimaste da questa storia che è più attuale che mai? Beh, prima di tutto noi giornalisti viene sempre insegnato che non bisogna sicuramente arrivare a conclusioni affrettate. Sai, molte volte veniamo criticati perché chiaramente le persone non sanno. E negli articoli viene scritto il presunto killer. Ovviamente bisogna sempre stare molto attenti a tutto ciò che si dice, a ciò che si scrive. Ogni fatto di cronaca è in evoluzione, quindi può cambiare da oggi tra 5 minuti. E la storia di Beniamino Zuncheddu è una storia assurda. Ho parlato con Irene Testa più volte, la garante dei detenuti per la Sardegna, e lei veramente ha condotto una battaglia esemplare, e io spero che veramente questa battaglia vada avanti adesso in Parlamento, e che si riesce veramente a fare giustizia. Sono storie che sì, abbiamo seguito, questa storia l'abbiamo seguita dall'inizio alla fine, e abbiamo aiutato a diffondere quello che era il messaggio, e quindi continueremo sicuramente poi a seguirla. Hai parlato prima di Instagram, hai parlato di Facebook, ovviamente si creano delle interazioni con i lettori, con gli utenti. Che cosa significa ritrovarsi in uno scenario dove si scrivono le notizie e ovviamente c'è un pubblico che commenta apertamente? Allora, quando commenta in maniera cattiva,
Diciamo che là, non so, alcune volte pensi che forse non stai facendo un buon lavoro. Parto un po', vado un po' indietro. Per me questa è un'occasione, Roberto, per parlare di noi, per parlare di Sardegna Live, per parlare di chi c'è dietro Sardegna Live. Prima parlavamo di passione. A me dispiace quando le persone magari possano pensare che noi siamo solo una paginetta di Facebook, perché comunque noi sappiamo la struttura che c'è dietro Sardegna Live. Dietro Sardegna Live ci sono giornalisti. Ci sono giornalisti che ogni giorno si svegliano presto la mattina, che si leggono tutti i giornali, che si preparano il lavoro, il lunedì c'è sempre la riunione di redazione, c'è tutta la squadra poi video, c'è veramente un lavoro immane. E quindi questo si cerca di proiettarlo poi in tutto quello che facciamo. Quando si leggono poi dei commenti, perché le persone pensano che stiamo scrivendo le cose solo perché adesso tutti fanno informazione, quindi c'è molto sensazionalismo, c'è molto, ah vabbè, io pubblico quella notizia perché è una notizia forte e quindi mi fa avere poi interazioni, mi piace, commenti nella pagina. Noi facciamo informazione e lo facciamo tutti i giorni, 24 ore su 24, quindi quando si leggono commenti, che tantissimi in realtà sono positivi, c'è anche, si crea una sorta di dibattito, quando poi ci sono commenti in realtà cattivi, maleducati, entriamo in un altro ambito e dispiace sempre. Le notizie si dovrebbero leggere sempre tutte, cioè la sfida oggi è proprio questa, si legge meno, sì, però le persone vogliono sempre informarsi, vogliono continuare a informarsi, non bisogna soffermarsi solo a un titolo, un sottotitolo, il titolo deve essere corto, non possiamo scrivere tutto in un post, quindi ovviamente poi sempre la motivazione che vogliamo è quella di riuscire a invitare le persone poi a leggere l'intero articolo prima poi di commentare. Tra i commenti c'è sempre chi magari commenta prima di leggere l'articolo, quindi poi ti domandi ma è stato scritto tutto bene, ti rileggi l'articolo per capire che cosa magari non è stato scritto in maniera appropriata. I commenti alcune volte sono positivi, altre volte insomma Nella costruzione ovviamente delle cose che si ottiene un qualcosa che punta a lavorare sempre meglio, e a questo proposito voglio invitarti a fare una riflessione insieme a me anche in occasione dell'ultima ondata di maltempo in Sardegna. Attraverso gli utenti che seguono Sardegna Live appunto in modo costruttivo siamo riusciti a creare delle notizie e anche a dare numerosi spunti per leggere ciò che stava accadendo nei territori con video e foto che arrivavano appunto dagli utenti stessi. Quindi un modo di comunicare, di fare comunicazione che si muove anche attraverso i protagonisti di questa Sardegna, che possono essere lettori della testata giornalistica. Assolutamente sì, questo è bellissimo, ma poi noi lo vediamo perché andiamo tantissimo in giro per la Sardegna, perché ovviamente abbiamo la testata giornalistica, ma poi c'è tutta la parte video di rete streaming ed effettivamente noi riusciamo a vivere, forse anche in maniera diversa rispetto a tanti, quelle che sono le realtà dei nostri centri. E quindi quando si riesce a trovare una collaborazione, in questo caso appunto con le persone che ti mandavano i video sul maltempo, che cosa accadeva nel loro paese, è bellissimo perché, non so, rafforza proprio quel rapporto di fiducia tra noi giornalisti e il lettore. È un po' quello che vogliamo fare è tenere questa interazione, che interazione non sono tanto i commenti, ma anche proprio questo scambio che si può creare, ad esempio in situazioni di emergenza come quella del maltempo. Ma c'è una notizia che ti ha colpito particolarmente, che hai seguito anche con un sentimento totalmente diverso? Ce ne sono tantissime, poi come sai adesso lavoro su tanto altro, quindi alcune volte sono più dietro le quinte,
ma ce ne sono tantissime. Adesso mi hai fatto ricordare, c'è una rubrica a cui tengo tantissimo sul nostro sito, che è Le nostre storie. Le nostre storie è una rubrica in cui ci sono le firme dei nostri giornalisti. Io, anche adesso, le ultime che abbiamo pubblicato sono bellissime, sono notizie che ti fanno, storie che ti fanno riflettere. Abbiamo pubblicato questi 2 articoli di queste due donne diverse, una giovanissima, l'articolo a cura di Gianmaria Lavena, questa ragazza che ha scelto di rimanere nel proprio paese, aiutare la famiglia con l'azienda, di vivere in campagna, quindi un messaggio bellissimo di Sardegna, di questa ragazza che dice non significa vivere in campagna, non significa vivere in isolamento, un messaggio bellissimo. Dall'altra parte abbiamo pubblicato la storia di questa signora che ha dovuto affrontare la battaglia contro il cancro, oltretutto in lockdown, quindi ha raccontato quanto sia stato difficile anche poter andare a fare le visite senza l'aiuto di una persona vicina, cara. L'articolo a cura di Alessandra Leo, veramente una rubrica a cui tengo tantissimo e che porta appunto le firme di tutti. Abbiamo ripercorso con Pietro Lavena la storia dei 2 fratelli scomparsi da Olbia. Non si hanno più notizie di questi 2 fratelli scomparsi, sono usciti per una battuta di pesca e di loro non c'è più nessuna traccia, della barca non c'è più nessuna traccia. Anche qua allora l'appello della famiglia: continuate le ricerche, perché la famiglia vuole avere risposte. E poi la storia da San Vito di questa ragazza che ha aperto una raccolta fondi perché purtroppo la casa è andata all'asta. Ci sono veramente tantissime storie. Io ho curato appunto da poco quella di Beniamino Zunchedo, ma ce ne sono tantissime. Adesso Ma chi vuole poter comunicare la propria storia cosa deve fare? Scriverci, seguirci su tutti i nostri canali. Noi siamo attivi quindi col nostro portale, che oltretutto abbiamo lanciato l'anno scorso, un nuovo portale bellissimo. E poi appunto seguirci su YouTube. Adesso troveranno anche questa puntata, bisogna iscriversi ai canali, ci possono scrivere tramite posta, tramite mail, su WhatsApp al numero di Sardegna Live, tanto metteremo, penso, anche per questa puntata tutti i riferimenti. Chiunque voglia raccontare, abbiamo bisogno anche di storie belle, positive, abbiamo voglia di lanciare messaggi positivi. Può farlo perché noi siamo assolutamente a disposizione. Troveranno sicuramente in tutti i giornalisti di Sardegna Live persone che hanno voglia di ascoltare, che sono persone che sono molto anche empatiche, sai, cioè comunque noi abbiamo creato una squadra e siamo molto attenti al valore delle persone e ad avere appunto persone che come noi si sanno rapportare alle persone. È una cosa scontata forse che sto dicendo, però in realtà forse per le esperienze, anche altre esperienze che abbiamo avuto, però vivere in un ambiente, lavorare in un ambiente sereno è la priorità, e queste le persone lo percepiscono. Anche veramente solo un'intervista si crea veramente subito un bellissimo legame, e di questo io sono fiera, perché quando comunque un nostro giornalista intervista qualcuno si crea anche quel legame che è bellissimo, proprio perché viene rafforzato il rapporto di fiducia, che è fondamentale. Una redazione dunque aperta al confronto, aperta al dialogo. Vorrei parlare di notizie, vorrei parlare sempre di informazione, rapportandomi al nostro territorio, le notizie delle grandi città che ovviamente hanno dei numeri molto più importanti, e poi i piccoli paesi che molte volte, spesso, magari vengono messi a margine. Questa non è mai stata la nostra politica, è sempre stata quella di dare spazio a tutte le notizie, ma soprattutto di dare molto valore ai nostri paesi di Sardegna. In tutto ciò come si riflette il lavoro appunto della redazione rispetto a una Sardegna che merita di essere raccontata in tutte le sue comunità? Allora, noi possiamo raccontare forse qualcosina in più di Sardegna Live. Nasce nel 2013,
Anzi, questa è una bellissima occasione, visto che il prossimo mese festeggeremo i 13 anni di Sardegna Live, e Sardegna Live nasce da questa passione per il giornalismo, per raccontare le storie, per stare tra la gente, mia e tua. Non tutti sanno che siamo fratelli, e ci ha sempre appunto accomunato questa passione che abbiamo riportato nel lavoro. Abbiamo deciso di creare questo progetto, e questo progetto è nato soprattutto per dare spazio, luce e accendere i riflettori sulle piccole comunità in cui noi abbiamo sempre vissuto, e questo è sempre stato il nostro obiettivo. Sì, i grandi centri, però quanto fanno le piccole comunità per sopravvivere? Noi raccontiamo tantissime storie e frequentiamo tantissime persone, tantissimi paesi, tantissime associazioni, che veramente alcune volte rimaniamo a bocca aperta per il lavoro che poche persone magari fanno per far parlare del proprio paese, per animarlo, per cercare veramente di non subire, di non andare incontro visto che si parla di spopolamento, di morte di servizi, eccetera, appunto a un aridimento, si può dire aridimento? Non lo so, ma abbiamo capito il concetto. Della propria comunità, quindi si vuole salvaguardare quelle che sono le tradizioni, tutto ciò che di bello si ha, e a noi piace raccontarlo, ma l'abbiamo sempre fatto. Oltretutto siamo cresciuti, e questo è un po' secondo me un nostro punto di forza, in una famiglia che ci ha sempre trasmesso questi valori, anche il vivere appunto nelle piccole comunità. Noi ci siamo caratterizzati anche per dare voce alle tradizioni che sono del ballo, del canto, del suono, ma l'abbiamo sempre fatto in maniera naturale, perché appunto abbiamo sempre respirato questa atmosfera. Nostro bisnonno suonava le launeddas, nostro padre suonava le launeddas, Roberto suona le launeddas. Questo per dire che abbiamo veramente seguito non so quante processioni fin da piccoli, sante messe, cioè, è quello che poi pubblichiamo, si riversa, è lo specchio, insomma, Sardegna Live, di quello che poi noi abbiamo vissuto. Questo, Roberto, perché lo sto sottolineando? Perché molte volte adesso poi c'è la moda di voler utilizzare e di voler pubblicare l'abito tradizionale in modo, secondo me, non sempre appropriato, e secondo me anche le persone lo percepiscono quando è un modo solo perché appunto va di moda, e quando invece perché comunque c'è uno studio, una voglia, una passione differenti, e questo è quando lo facciamo, ed è questo il motivo per cui poi ci siamo caratterizzati, secondo me, negli anni. Lo facciamo perché ci viene, insomma, tutto molto, molto naturale. Una cosa è acchiappare like, l'altra cosa ovviamente è sposare un progetto culturale che si sente dentro e soprattutto si vive. Cambiamo totalmente argomento. Sei stata da poco all'Università della Terza Età ad Alghero, che cosa gli hai raccontato? Hai ragione, cosa ti ho raccontato? Non ho idea. No, è stato bellissimo, perché poi una collega, Dolores Serra, algherese, segue questo corso, tiene questo corso, e quindi ha deciso, insomma, di invitare diversi colleghi per spiegare un po' quello che è il progetto. In questo caso il nostro progetto, perché parla di Sardegna Live, perché noi siamo una web TV, noi siamo nati come web TV, quindi voleva spiegare ai suoi studenti, insomma, come funzionava la nostra redazione, come ci siamo sempre organizzati, cosa significa essere una web TV, e perché abbiamo puntato sui video, in questo caso. Ci sono state domande? Tantissime. Tipo in realtà, una che ne ricordi particolare? Non saprei, oddio, così, tantissime, nel senso che non è stata una lezione in cui io ho parlato e poi ci sono state le domande, no, c'era proprio uno scambio, cioè io parlavo e magari incuriosivo rispetto a un aspetto, e veniva posta subito
la domanda, quindi c'è stato proprio sempre questo scambio e in realtà mi piace anche tantissimo andare a parlare, è capitato anche insieme di andare a parlare nelle scuole appunto agli studenti e mi piace perché insomma raccontiamo quello che è il nostro mondo, quello che poi non si vede e il grande lavoro poi che c'è dietro. Io ci tengo sempre tantissimo e quindi è stata veramente una bellissima lezione e una bella opportunità poi per parlare di Sardegna Live. Ma i social sono un pro o un contro per il mondo dell'informazione? No, sono un pro. Sicuramente hanno aiutato i giornali a divulgare meglio poi quelle che sono le notizie. Tutti ne usufruiamo, dai più grandi ai più piccoli. Secondo me dipende sempre poi dal contenuto che offri, da come li utilizzi. Non ci voglio vedere un aspetto negativo proprio perché so come li utilizzo, so quello che proponiamo e quindi do valore al contenuto e quindi assolutamente in maniera positiva. Devi ragionare, come ho detto, in maniera diversa rispetto ai social, tutto cambia. E bisogna anche un po' ragionare pensando che i social, sai, cambiano, quindi bisogna essere anche molto bravi a non puntare solo da una parte, solo su Facebook, solo su Instagram, perché poi può chiudere e ti ritrovi poi senza niente, ma fortunatamente, ovviamente, essendo una testata, avendo un portale dove ci sono tutti poi i nostri contenuti, ovviamente poi abbiamo una forza sicuramente diversa, ma ci piacciono i social, ci piacciono perché ovviamente riesci anche a interagire, ad avere dei rapporti poi con tante persone di diverse generazioni. Quel confronto continuo di cui si parlava sicuramente prima. Noi proseguiamo con questo viaggio, questo racconto, parlando anche di futuro. Qual è l'ambizione, qual è la speranza, qual è il sogno che vorresti che si avverasse per la testata giornalistica, in questo caso di Sardegna Live? Sicuramente crescere, allargarci, cercare di aprire quel cassetto dei sogni dove ci sono tanti progetti che ancora non hanno visto la luce, perché avere una testata giornalistica non è semplice, lo sai benissimo. Abbiamo affrontato tantissimi momenti difficili, il Covid di certo non ci ha aiutato. Penso che la nostra resilienza, la nostra forza sia stata veramente immane. Noi non raccontiamo spesso di Sardegna Live, non siamo neanche abituati a pavoneggiarci, a dire abbiamo fatto questo bene, che bello abbiamo fatto quest'altro, però in realtà quando poi ti fermi vedi quello che hai creato in 13 anni e che hai creato, lo voglio sottolineare, solo con le nostre che abbiamo creato con le nostre forze. Da quando abbiamo aperto Sardegna Live la domanda è stata: chi c'è dietro Sardegna Live? Chi c'è? Cioè, questa è forse la domanda più gettonata e a me fa sorridere quando ce la fanno, perché dietro Sardegna Live ci siamo noi, ci sono due fratelli che hanno voglia di fare, voglia di raccontare, voglia di mettersi in gioco, di studiare tutti i giorni, di imparare, di crescere, quindi questo è sicuramente un obiettivo che giornaliero, quotidiano. Vorrei una squadra più grande, più solida, una squadra costruita sulla fiducia, sulla stima e vorrei poter anche togliermi maggiori soddisfazioni rispetto a tutto quello che facciamo, ripeto, perché appunto viene fatto solo con le nostre forze, non dobbiamo niente a nessuno, non dobbiamo render conto a nessuno. Forse quella domanda viene un po' posta perché le persone vogliono sapere da che parte stai politicamente. Noi abbiamo sempre pensato anche a livello, quando facciamo gli articoli, quando scriviamo, se facciamo l'intervista per una parte andiamo poi dall'altra, cerchiamo sempre appunto di dare alle persone un'informazione completa.
È un'informazione soprattutto corretta in questo caso. È corretta, esattamente. Quindi quello che ci auguro è di continuare questo percorso. Ringrazio le persone che veramente ci danno la fiducia, tutte le persone che ci scelgono e tutti i lettori. Possiamo sbagliare, ma non con malizia. Non ci piace il sensazionalismo. Ci piace raccontarci, ci piace essere veri, cioè, e cercare veramente di far emergere quello che è la nostra passione, la cura, il dettaglio e ripeto, ogni giorno, questo lo dico alle persone che insomma ci scelgono, ci leggono, ogni giorno c'è la voglia di studiare, imparare, fare sempre meglio e di raggiungere un'informazione di qualità sempre più alta. Tu da qualche anno a questa parte segui in modo attivo, in prima persona, la pastorale del turismo, Nuoro e Ogliastra insieme, un'iniziativa voluta e curata dal vescovo di Nuoro e dell'Ogliastra, Monsignor Antonello Mura. Quanto è stato per te importante dal punto di vista dell'accrescimento culturale poter seguire appunto questo incontro che apre al dialogo, che ritrova in Ogliastra e nel nuorese personaggi anche di grande spessore? Bellissimo, allora intanto salutiamo Monsignor Mura. È il terzo anno, l'abbiamo seguito per il terzo anno, il prossimo sarà il quarto se non erro, è stata un'esperienza fin dalla prima nostra edizione, quindi di Sardegna Live, bellissima, arricchente sotto ogni profilo, professionale, perché Monsignor Mura è una persona attentissima a tutto. È un giornalista anche lui. È un giornalista, è una giornalista, oltretutto sono la maggior parte sue le interviste veramente a personaggi incredibili, c'è tantissimo da imparare con lui. Io quando seguiamo in questo caso la pastorale, come tanti eventi, io la seguo dal retro, nel senso che faccio la regia e quindi mi incanto ed è veramente un'iniziativa bellissima e abbiamo imparato, ripeto, sia sotto l'aspetto professionale, perché appunto quando incontri delle persone che sono attente, pignole, ma nel senso positivo, ti portano a esserlo anche tu sempre, quindi a correggere magari qualcosa che prima facevi in un modo, invece lo devi fare in un altro modo. E poi c'è l'aspetto umano, che per noi, ripeto, è importantissimo. Ci sono tantissime persone che lavorano e che collaborano con Monsignor Mura, si creano rapporti bellissimi, anche perché ogni giorno siamo tra Tortolì e la Caletta Siniscola, quindi incontri e conosci tantissime persone ed è stato bellissimo, un'esperienza veramente bella, proprio questo per far capire che per noi è lavoro, perché ovviamente viviamo e vogliamo continuare a vivere insomma di questa passione che abbiamo trasformato in lavoro, però quando poi ti ritrovi a seguire lavori di questo tipo, eventi di questo tipo, con persone così sotto l'aspetto veramente professionale, umano, grandi, non so, torni veramente a casa o finisci poi il lavoro che solitamente finisce a settembre e con altri due colleghi, quando termina e facciamo il viaggio di rientro, in questo caso io ad Alghero, un po' con una lacrimuccia dici cavolo, guarda, è passato un'estate ed è stato bellissimo. Si è chiusa così. Mi dispiace, ma il nostro tempo è finito, la nostra clessidra ha finito il suo giro. Io ringrazio Cristina Tangianu, direttrice della testata giornalistica di Sardegna Live, grazie per essere stata con noi. Permettetemi in questa puntata di ringraziare Giuseppe Lai, che è alla regia e alla guida di questo format. Grazie davvero. Grazie a te, Roberto. Mi raccomando, noi vi aspettiamo nelle prossime puntate.